Maurizio Meletti, presidente CNA Friuli Venezia Giulia. Un momento di confronto per portare all'Europa quelle che sono le istanze di CNA Nord-Est. Un'Europa che deve riconoscere delle specificità del territorio e deve tenerne conto quando porterà le vostre proposte al Parlamento europeo. Un momento molto importante per la CNA perché soprattutto come Nord-Est stiamo già lavorando assieme da alcuni anni e i risultati si vedono. Quello di oggi non è che la punta dell'apice di questo momento, un momento molto importante perché questi signori che sono qui oggi saranno quelli che ci rappresenteranno per i prossimi anni. Nord-Est, ognuna delle tre regioni con la sua peculiarità. Per quanto riguarda il Friuli Venezia Giulia noi abbiamo delle grosse problematiche per quanto riguarda la differenza di fiscalità, soprattutto con la Slovenia, dove le nostre imprese subiscono moltissimo la concorrenza delle slovene perché il costo del lavoro è quasi un terzo praticamente del nostro, però per tutto il resto possiamo dire che gli obiettivi comuni sono tutti comuni alle altre due regioni del nord-est. Quindi sburocratizzare senz'altro, defiscalizzare senz'altro e ovviamente cercare anche un equo equilibrio tra le economie di confine. Assolutamente, soprattutto la burocrazia è una cosa che sta uccidendo le nostre imprese perché sono 20 anni che si devono lodare le micro e piccole imprese artigiane e 20 anni per i quali si fa di tutto, le politiche vanno sempre in senso contrario e non fanno di nulla per agevolare le aziende, molte volte monodipendente, per cui una persona o lavora o fa la burocrazia, per cui le riduciamo veramente. Tutte le cose considerate nel senso della semplificazione sono sempre dimostrate il contrario. Moreno De Col, presidente CNA del Veneto. Un momento di confronto molto importante oggi per portare le istanze e le proposte di CNA Nord-Est al costituendo Parlamento europeo, con tutte quelle che sono anche le specificità di un territorio di cui l'Europa deve tenere conto. Sicuramente sì, è un momento molto importante perché CNA si presenta unitariamente, Veneto, Friuli Venezia Giulia e Trentino Alto Adige, per rappresentare appunto le istanze di questo territorio molto importante che è attraversato da due corridoi assolutamente essenziali per l'economia italiana, cioè il corridoio nord-sud e il corridoio est-ovest, che attraversano esattamente tutto il nostro territorio. Ovviamente nell'ambito dei ragionamenti che faremo oggi con i candidati parleremo anche della transizione ecologica, della direttiva Green sui fabbricati che ci interessa in maniera particolare, che interessa in maniera particolare le nostre imprese. Parleremo anche del rapporto della politica europea nei confronti delle piccole imprese. Chiaramente il valore delle piccole imprese nella struttura delle direttive europee non è considerata in maniera corretta come noi vorremmo e quindi chiediamo ai nostri rappresentanti che siederanno nel Parlamento un'attenzione maggiore alle dimensioni di impresa che sono molto caratteristiche del nostro tessuto economico del nord-est, non solo ma dell'Italia intera. Claudio Corrarati, presidente CNA Trentino Alto Adige. Un momento importante oggi di confronto per portare all'Europa e al costituendo Parlamento europeo le istanze in particolare della vostra regione, oltre che di un blocco unico di CNA Nord-Est che rappresenta un plus importante per quanto riguarda l'economia del territorio. È proprio così, abbiamo una giornata importante dove vogliamo proprio rappresentare un territorio coeso come lo è il nord-est, con un'economia forte, importante, però basata sulle piccole e piccolissime aziende e territori di confine come possono essere anche il Trentino Alto Adige, che vedono e soffrono in alcuni casi anche le difficoltà di quelli che possono essere i blocchi sui trasporti o altre tematiche. Per cui un momento di riflessione ma anche da portare al tavolo di chi andrà in Europa tutte queste nostre ragioni per far sì che la piccola e piccolissima azienda sia al centro dell'agenda europea e dell'economia dell'Europa. Qual è la specificità che riguarda il Trentino Alto Adige che desiderate portare all'attenzione dei candidati? Ma diciamo che la media delle imprese, 60.000 imprese su un territorio piccolo non supera le 3,5 unità per imprese, per cui piccolissime micro aziende che per quanto riguarda tutto il tema che può essere dalla transizione ecologica a tutto quello che è la sostenibilità, deve trovare un linguaggio tradotto alle dimensioni delle nostre aziende e sburocratizzando tutto quello che è il sistema che può portarle centrali nell'economia europea ma lasciandole radicate sul territorio.